si esce con un incubo, perché a volte l'amore può essere consumato. Quando nei racconti ambigui o nella rabbia con la quale si apre una finestra, un uomo che vuole respirare, non ha più giorni per respirare, e lo racconta della vita ambigua, della vita obliqua, e questa voglia di aria che non c'è diventerà però la riconciliazione con se stesso nel finale del romanzo. Quando si racconterà, quando voi leggerete i bei momenti e troverete che nella vita di Mozart, nella vita di un uomo che ha davanti la fossa comune, come Goldoni, come molti scrittori, c'è in realtà la possibilità che la libertà non abbia più valore non abbia più relazioni con i valori. Quando voi leggerete questo, capirete che lo spavento di Enzo Siciliano era appunto la possibilità che l'amore possa essere consumato. Allora i più giovani da oggi, sapendo che vengono in questa scuola, non soltanto devono sapere che era uno scrittore importante siciliano, perché vedete la gloria passa, devono sapere invece che in questo nome c'è stata un'idea di un uomo che ha creduto fermamente, giorno dopo giorno, con la sua scrittura, con la sua amicizia, come raccontava Mario Desiati, Minervino ovviamente, con questa profondità, la voglia di dire che la letteratura è ancora una volta una grande speranza per vivere una vita dignitosa e decente. Passare poco tempo a leggere, a pensare, a scrivere può essere un modo decente e dignitoso per essere uomini, cittadini e filosofi. E in questo senso quel poeta che si lamenta lontano ha raccontato a un ragazzo come me quando io lo conobbi, e per me è stato una delle persone più importanti della mia vita, mi raccontò una cosa di un suo grande poeta che fu maestro di Enzo Siciliano, ovvero Ezra Pound, il più grande poeta del Novecento. Ezra Pound dice questo: solo ciò che ami è la tua eredità, non c'è nient'altro che questo. Solo ciò che ami può diventare un'eredità. E solo ciò che ami può essere un amore vero e non un amore consumato. E solo ciò che ami può diventare una forma di civiltà, di educazione alla vita, come dicevi tu, caro Francesco. Allora, in questo senso, mi ricordo, e qui concludo, che noi ovviamente, come tutti gli amici, avevamo un rapporto quotidiano di telefonate su telefonate. Mi ricordo quando lui, parlandomi di altro, mi parlava della sua sconsolata tristezza, a cui poteva però seguire un'improvvisa, meravigliosa risata. Lui mi raccontava questi spaventi, questa necessità della letteratura. Allora gli dissi: Enzo, ti ricordi quando tu mi raccontassi questi versi dell'altro grande poeta che noi amiamo, che è Costantino Cavafis? E lui mi disse: no, non me lo ricordo. E io dissi così: se non puoi farla come vuoi la vita, sforzati più che puoi di non prostituirla nei contatti eccessivi con la gente, perché la vita, e in quel mentre lui mi interruppe e mi disse: perché la vita è un'auto, non ti dimentichi. Questo dobbiamo capire. Non dobbiamo dimenticare non soltanto i maestri, non dobbiamo dimenticare il paese che è da ricostruire, le nuove generazioni a cui non possiamo più dare i call center, ma dobbiamo dare nuovi valori, nuovi pensieri, nuovi sogni. Solo così noi riusciremo a onorare quel principio di letteratura, quella melodiosa, meravigliosa musica sconfortante che in realtà qualcuno sente come dolcezza. Grazie. Dire che in questo momento il mio pensiero è preso e commosso, ancora più appassionatamente dopo aver ascoltato i brani che ha appena recitato Francesco Siciliano, perché io credo che rendono più di ogni altra parola, più di ogni altra cosa, questo rapporto di attaccamento di Enzo Siciliano alla Calabria. Sentiva pulsare dentro, scrive Siciliano, dentro di sé il sangue della terra degli altri, di Pisignano e di Ferrovecchio. E quindi credo che l'intitolazione di questa sua, per quanto mi riguarda, è il coronamento di un sogno
sicuramente da collocare tra i momenti più alti e significativi della vita culturale di questa città, che fin dal principio ha legato il suo nome ad eventi storici importanti e di recente anche universalistici, con la canonizzazione del Beato Umberto da Messina. E io colgo l'occasione, sia pure rapidamente, di ringraziare il sindaco, l'amministrazione e tutti i consiglieri comunali che, appresa la notizia della morte di Enzo Siciliano il giugno 2006, hanno deliberato unanimemente la proposta contenuta nella mia lettera di dedicare, di intitolare questa scuola a Enzo Siciliano. Ringrazio soprattutto e particolarmente la preside professoressa Michela Pilotta, perché questo è stato possibile con il suo impegno, questa concreta definizione. Io la ringrazio particolarmente e sono certo anche di interpretare il sentimento dei colleghi docenti di questa scuola, di tutto il personale ATA, degli studenti, di tanti cittadini di questo paese, soprattutto per aver profuso questo instancabile impegno per la tenacia. È stata anche ricordata la passione che in questi mesi di intenso lavoro ha trasmesso anche ad ognuno di noi, e superando tutte le difficoltà burocratiche, e dicevamo in soli 3 mesi è riuscita ad ottenere il decreto di intitolazione. Io oserei dire una impresa titanica, considerata i tempi della burocrazia nel nostro paese, e questo contribuisce a rendere ancora più affascinante, credo, e vibrante questo momento che stiamo vivendo. D'altra parte, le cose che ho ascoltato dagli autorevoli e raffinati intellettuali che abbiamo qui stamattina nel nostro paese, Arnaldo Colasante, Desiati, Minervino, sono esponenti importanti della cultura che ci aiuteranno a portare avanti questo messaggio, questa cultura, questa Calabria, questo paese. Questo è quello che noi in questo momento sentiamo, perché questa intitolazione non è e non riveste il carattere formale, burocratico, di rintitoliamo una scuola, ma è qualcosa di più. Porta il segno, io credo, e non esagero, ma credo anche l'ambizione di tracciare un nuovo cammino, una sinergia che si deve realizzare in questo paese finalmente con le istituzioni, con il territorio, con l'università della Calabria, con i giovani di questa larga democratica. E quindi il premio letterario, insieme a tante altre iniziative, e non ultima, penserei anche a un parco letterario per promuovere ancora di più il circuito di conoscenze e di raffronto sulle risorse culturali, ambientali e storiche della nostra area. Insomma, un progetto di alto profilo, e questo è quello che noi vogliamo fare. Vogliamo unire l'impegno di tutti, la passione, l'amore per questa terra, raccontata nella sua vivente attualità da Enzo Siciliano. Questa scuola è la prima scuola che porta il nome di Enzo Siciliano. Il nome di Enzo Siciliano che lo abbiamo fatto soprattutto per onorare le sue indimenticate radici, quelle paterne e familiari, delle quali noi restiamo chiaramente orgogliosi. Il nostro paese resta tutto orgoglioso per questo fatto, e anche perché ci siamo chiesti, in un momento in cui la nostra realtà appare smarrita e spaesata, con tutti i fenomeni di recente alterne della modernizzazione, e in cui sembra prevalere la corsa verso il nulla. Ora, dare memoria a uno dei maggiori esponenti della letteratura di questo paese, in questo secondo Novecento, che si è formato, come diceva Corasanti, nella cerchia di Muraglia di Pasolini, che manifesta appunto un bisogno di voler ritrovare il senso e anche le ragioni per restituire il valore al futuro, per restituire la qualità alla vita, per restituire l'impegno dei giovani nella scuola, soprattutto in Calabria. Quindi una scelta di campo laboriosa che deve spronare ciascuno di noi a rimettersi in discussione. E questo lo dobbiamo fare attraverso nuove forme di impegno didattico e di impegno culturale, Enzo Siciliano. Perché desideriamo comunicare a tutti questo messaggio, un messaggio di fiducia, di appartenenza, di condivisione di progetti comuni ed europei,
senza trasformazione territoriale, con pari opportunità, crescendo tra le righe della letteratura e della storia, promuovendo il teatro e la musica nel quotidiano scolastico. La conoscenza dell'opera letteraria di Enzo Siciliano riporta l'incontro con i luoghi, con chi ci vive, con la terra di Siciliano, oggettivando questo paesaggio per farlo durare e per farlo continuare ad essere ciò che è inesorabilmente tentato a svanire. E questo mia madre la mare, è qui che riconosciamo ed erbiamo questo paese con l'opera di Siciliano alla letteratura italiana. Questa è la più bella e più grande cosa che tuo padre ci ha dato in questo paese, e per questo noi abbiamo perché Enzo ha trovato la chiave per entrare nel mondo dei ricordi, delle disillusioni, ha trovato il vocabolario, ha trovato la grammatica per capire la lingua, per decifrare questa cultura, quelle frasi in dialetto. Visignano visignoso, noi ci abbiamo spellato chiuso. Ecco che cosa fate. Sì, ancora siciliani, il golfo di San Eufemio, era la via molinense. Altri che incantano perché risultano familiari. La casa è per me un segno molto importante. Mi resta difficile spiegare il motivo, forse perché sono nato a Roma, ma ho una famiglia che veniva dalla Calabria e mi sono sempre sentito una specie di stranicato. Sin da ragazzo Enzo Siciliano trascorreva parte della sua infanzia a Bisignano, nella casa dello zio Vincenzo, il fratello del padre, e lui stesso che ci racconta queste cose. In questo romanzo, Mia madre non in mare, un romanzo intenso, questo rapporto con la madre, intrecciato con le vicende familiari, i sentimenti di amore, di astio, di rancore, di silenzio che accompagnano la vita, il riferimento al padre, carabiniere, antifascista, nato a Bisignano, poi trasferito a Roma, non aveva mai trascurato questo rapporto con la terra del suo vicino. Muore a 54 anni, quando Enzo ne aveva solo 14, e lo impugnava alla legge di Progressi Sposi, a legge Manzoni, Leopardi, mentre lo zio Vincenzo vedeva nella caccia la sua educazione alla vita. Quindi facciamo un po' i racconti della guerra. Si parlava della caccia, delle cose i racconti della guerra, il fronte, la terra che tornava spesso in questo paese, i contadini che portavano d'estate gli stessi abiti delle primavere, le notti invase dai cani, dai pellegrini in cammino verso il santuario della Madonna della Catena, con la testa avvolta in un panno nero, che cantavano parole di sdegno e preghiere. E scrive Siciliano: la vita in quegli anni soltanto piedi bruciati dalla polvere o unto di lacrime sulla faccia. Questa è la letteratura, la nostra letteratura, che in queste scuole dobbiamo studiare e dobbiamo fare agli studenti, dobbiamo cercare di portare avanti e far ritornare in ognuno di noi questo comune sentire, questa appartenenza con la cultura ricca di questa terra che ha dato il Natale, grande filosofo e intellettuale, dove è nata la filosofia, in quest'area deve continuare ad essere un'area di grande prestigio dal punto di vista culturale. E allora il ricordo ancora si fa più intenso quando parla del quartiere di Santa Croce, della casa a due piani, appartenuta ai nonni, dove spesso saltava la rete del giardino, andando a spiare le botteghe dei maestri vignatari. L'odore della piana, del grano in soffitta, un fascio di altri odori tipici della civiltà contadine assommati nella memoria come prima idea della Calabria. Il viaggio da Roma verso la Calabria, lo sferragliare della locomotiva a carbone, da Paolo a Cosenza, l'albergo di fronte alla stazione, poi la corriera per Bisignano. 20 pagine di questo romanzo sono dedicate a Bisignano. Ne danno questo profilo in maniera originale. Diceva
era segnato da un castello, un tempo visibile nella vallata del Crave, uno sparto contro il cielo del degradare dei contrafforti presilari, una mammella di tufo intorno alla quale si svolgeva il paese, ramificandosi a taglio su